Ciao a tutti, oggi siamo qua con Gianmarco, il nostro ingegnere di fiducia che ci aiuta a capire come riqualificare gli immobili e cerchiamo di capire come dobbiamo muoverci nel caso di determinati lavori e determinate scelte. Allora Gianmarco, cosa ci serve per capire la qualificazione energetica di un immobile? Serve un documento che si chiama attestato di prestazione energetica, detto anche più semplicemente APE. Un'APE che cos'è Gianmarco? Un'APE è un attestato di prestazione energetica, ovvero un documento che ha validità legale, che viene registrato all'interno, nel nostro caso, della Regione Veneto e serve, insieme agli altri documenti, per stipulare gli atti notarili di compravendita o di locazione. Ok, quindi è una cosa obbligatoria da avere. È una cosa obbligatoria. Ok, quindi è obbligatorio per qualsiasi tipo di compravendita e allora io ti chiedo, ma se io dovessi vendere il mio immobile, come faccio a recuperare un'APE? Un'APE viene redatta generalmente da un tecnico e quindi in sostanza deve recuperare una serie di informazioni utili per poterla preparare. Sicuramente si parte da un sopralluogo e si prendono sia informazioni, diciamo, a livello geometrico, quindi misure, volumi, spazi di tutta quella che è il nostro volume che vogliamo abitativo o involucro in generale che vogliamo andare a certificare e in particolare si prendono tutte le informazioni, diciamo, di ambito energetico che servono poi a valutare appunto il fabbisogno energetico dell'abitazione o del volume che vogliamo andare a certificare. In sostanza l'APE è quello che va a fare, cioè va a valutare, calcolare il fabbisogno energetico del nostro volume. Sicuramente fra i documenti che dobbiamo recuperare c'è della caldaia, quindi del generatore di calore, e quindi sicuramente c'è fondamentalmente riepilogate come informazioni nel libretto della caldaia o del generatore in generale. E una delle cose più importanti è recuperare dei codici, sono due codici alfanumerici, si chiamano codice catasto e codice chiave. Okay. E questi due codici dovrebbero essere presenti all'interno del libretto, sia digitale, ormai negli ultimi anni c'è la parte digitale, sia diciamo nella parte cartacea, e vengono inseriti dal manutentore della caldaia oppure dall'installatore se si tratta di una prima installazione della caldaia. Questi codici sono fondamentali perché permettono poi di andare a registrare le APE all'interno del portale della Regione Veneto e quindi in sostanza solo con quell'ultimo passaggio di registrazione formale nel portale della Regione Veneto il nostro documento diventa ufficiale, può essere poi consegnato al notaio. E la durata di un certificato qual è? La durata di un certificato massima è 10 anni. Massima perché da quando viene chiaramente registrato, massima perché noi possiamo nel mentre andare a migliorare, inserire degli interventi migliorativi nel nostro involucro edilizio e quindi in quel momento lì, quando andiamo ad apportare delle lavorazioni che vanno a migliorare la parte energetica, quindi il fabbisogno energetico, dobbiamo aggiornare il nostro attestato di prestazione energetica. Quindi in sostanza dura al massimo 10 anni, se in questo periodo facciamo degli interventi, in quel momento lì dobbiamo riaggiornare la nostra durata, sempre massimo di 10 anni. Ok, e quali interventi consigli tu da tecnico per migliorare la classe energetica abbastanza in fretta? Beh, ci sono degli interventi sicuramente che spostano maggiormente di altri il fabbisogno energetico. Fra questi i principali sono l'inserimento di un cappotto termico nelle pareti o anche negli orizzontamenti, quindi nei solai o nelle pavimentazioni, quindi in generale andare a migliorare la nostra stratigrafia delle componenti opache, che vengono chiamate, quindi ripeto pareti o anche solai dove possibile, i solai nostri di confine del nostro involucro. Questo è uno dei più importanti, nel senso che impatta di più sulla miglioria energetica. Sicuramente una combinazione di interventi che sono una miglioria del nostro generatore di calore, quindi della caldaia, combinata per quanto possibile
con magari un'integrazione o un inserimento di un impianto fotovoltaico. Questo chiaramente laddove è possibile fare, però comunque sicuramente un pannello una produzione di energia, una fonte rinnovabile come può essere appunto l'impianto fotovoltaico, insieme con una nuova caldaia, un nuovo generatore di calore come può essere una pompa di calore alimentata appunto con la corrente, un elettrico, sicuramente la combinazione delle due impatta moltissimo, con costi comunque contenuti e che posso gestire, quantomeno per la caldaia, in maniera autonoma senza dover comunque coinvolgere delle parti magari comuni come può essere qualora fossimo in una unità, esatto, condominiale, senza coinvolgere comunque i condomini. Quindi sicuramente ho un intervento più interno nella mia unità singola per la caldaia, per la pompa di calore. Fotovoltaico, laddove è possibile fare, sicuramente da una combinazione con una pompa di calore, un grande sprint, diciamo. Ci sono anche altri interventi, oltre ai principali, che possiamo considerare, diciamo, un po' meno impattanti e comunque da inserire, se vogliamo, insieme ai principali, che sono ad esempio una sostituzione di serramenti, quindi componenti vetrate, finestrate, che sono comunque positive dal punto di vista della miglioria energetica, ma che sono comunque, diciamo, fanno da corredo, ecco, rispetto possiamo dire che sono un po' trainati, ecco, rispetto ai trainanti principali, tornando ai termini del bonus energetico. Bene, allora io ti ringrazio Gianmarco per essere stato con noi e per tutte le preziose informazioni che ci hai dato anche oggi. E saluto tutti e ci vediamo alla prossima, seguiteci sui nostri canali. Bene, allora io...